È durissimo il giudizio di Don Enrico Torta sulla proposta d'acquisto di Popolare di Vicenza e Veneto Banca da parte di Intesa San Paolo. Scandalizza e fa male al cuore, attacca il parroco di Dese e coordinatore di alcune associazioni di azionisti, questa ipotesi in cui una banca prende solo la carne e lascia le ossa. Sono amareggiato e vedo una società che sta andando allo sbando perché è pronta a mettere in croce l'uomo purché diventino potenti gli strumenti, evidentemente che diventano poi indubbiamente degli strumenti solo per fare denaro. Le associazioni dei risparmiatori del coordinamento Don Torta hanno lanciato una sottoscrizione per acquistare le due banche al prezzo di 2 euro. Il doppio, sostengono polemicamente, di quanto sembra disposta a spendere Intesa San Paolo con l'appoggio di Confindustria e sindacati. Dico anche ai sindacati, voi giustamente state difendendo i lavoratori, chi è che non può difendere della gente che è in pericolo di perdere il lavoro? Mi pare però che in qualche maniera siano stati presi in considerazione pensando che a un certo momento verranno sistemati magari lungo qualche anno. E 200.000 persone che hanno lavorato una vita e sono stati defraudati, quelli neanche una parola.